Si è svolto senza tensioni, ma con la grande amarezza da parte della famiglia che ha dovuto lasciare la casa allo sfratto esecutivo del primo dei 4 inquilini delle abitazioni realizzate dalla cooperativa Sunuraghe nel rione di Montegurtei a Nuoro. Stamattina l'ufficiale giudiziario si è presentato alla porta dell'abitazione di Elviro Coloru per notificargli il provvedimento esecutivo di sfratto emesso dal Tribunale di Nuoro. Sul posto una discreta presenza di forze dell'ordine, i carabinieri della compagnia di Nuoro e una volante della questura che hanno osservato lo svolgersi degli eventi ma senza intervenire perché tutto si è svolto senza problemi. Coloru, prima di accogliere in casa l'ufficiale giudiziario, ha ricostruito la propria versione dei fatti della vicenda giudiziaria che ha opposto in questi anni le famiglie al consiglio di amministrazione della cooperativa. Elviro Coloru ha parlato di un'ingiustizia che dura da 30 anni. Dal momento in cui ha preso possesso nella casa nel 1984, ha sottolineato di aver versato tutte le somme richieste semestralmente, salvo conguaglio. Coloru ha affermato di voler pagare solo e esclusivamente i soldi del mutuo e non i soldi che non figurano più nelle casse della cooperativa, affermando di preferire perdere la casa che sottostare ad un ricatto e manifestando rispetto per le istituzioni che ha difeso avendo prestato per quasi 30 anni servizio nella Polizia di Stato, istituzioni dalle quali però non si è sentito protetto. Rimane il senso di vuoto per il fatto di aver dovuto abbandonare la casa in cui ha trascorso 30 anni della propria vita insieme alla famiglia.